Buongiorno, buongiorno colleghi. Devo dire che a questa reazione ho pensato e in una prima valutazione pensavo di farla secondo dei canoni o dei criteri tradizionali, entrando nel merito della relazione e dei contenuti tecnici della relazione. Ho poi deciso di impostarla in modo diverso. Ricordo quando all'università i professori mi dicevano che l'approccio all'esame spesso non era convenzionale e credo che lo sia anche l'approccio a questa relazione. Perché vedete, il primo pensiero, avendo questa responsabilità, è quello di ringraziare i colleghi della Commissione. Ma ringraziarli veramente perché? Perché in questi 2 anni con i quali abbiamo cercato di onorare il mandato che abbiamo ricevuto come quinta Commissione, abbiamo sempre guardato le cose vere che abbiamo discusso. Lo abbiamo fatto con il lavoro sui project, l'abbiamo fatto analizzando tanti progetti di legge, ma lo abbiamo fatto specialmente per il piano sociosanitario. Cioè ognuno dei componenti della Commissione ha portato quell'esperienza, quei valori, quelle convinzioni anche politiche che fanno parte della propria cultura e per la quale uno è stato eletto in Consiglio regionale del Veneto. Perché in Consiglio regionale del Veneto un consigliere ha un dovere di rappresentanza, perché altrimenti nel Consiglio regionale del Veneto ci sarebbero solo avvocati o giù di lì, mentre il valore di un'assemblea è proprio la rappresentanza. E io intendo ringraziare i componenti della Commissione perché secondo me, secondo le mie capacità, questo dovere di rappresentanza lo hanno esercitato. Ne è uscito un lavoro che sicuramente può essere migliorato dall'Aula e rispetto al quale i 187 emendamenti sono secondo me una risposta qualificata, che andranno discussi e andranno discussi tutti per il valore che hanno. Però vedete, questo piano credo sia un processo inarrestabile. Io non voglio giudicare i 16 anni trascorsi rispetto al precedente piano, però quello che io mi sento di dire, dopo oltre una cinquantina di incontri fatti a livello territoriale, fatti con i 3 sindacati confederali, fatti con le assemblee dei sindaci, con le associazioni di categoria, fatti con tantissimi soggetti, a volte anche rappresentanti di un segmento specifico, piccolo della sanità, ma portatori, come le centinaia di audizioni che abbiamo fatto, portatori di un interesse, quasi sempre un interesse puro, cioè l'istanza di qualcuno che vuole partecipare con il proprio sapere, con la propria esperienza, con la propria professionalità a un disegno grande. Perché questo disegno grande è ormai improrogabile? Perché noi ci troviamo di fronte a delle scelte che prescindono dal Consiglio regionale del Veneto, che prescindono anche dalle scelte e dalle decisioni del nostro Paese, ma siamo in un contesto nel quale le risorse per la sanità e per il sociale sono destinate a diminuire. Allora noi rispetto a questo o ci prepariamo nel modo migliore o siamo in grado di dare una risposta ai nostri cittadini
che ci hanno eletto anche per questo, altrimenti noi manchiamo, secondo me, del dovere principale che ha questa Assemblea legislativa, che è occuparsi di quelli che ci hanno eletto per dare delle risposte. Io non credo sia possibile fare una gerarchia dei bisogni, ma sicuramente la salute, intesa in senso ampio, la sanità ed il sociale non vengono indietro nella gerarchia degli interessi dei cittadini e credo che per questo ci sia un'attenzione molto grande ed è quella che io sento maggiore come attenzione dall'inizio della legislatura. Parliamo di un comparto che impegna una spesa di 8 miliardi e 600 milioni. Oggi parliamo di 20.000 posti letto ospedalieri, di 60.000 occupati direttamente. Allora voglio dire, sul serio il Veneto ci guarda nelle scelte che noi andiamo a fare. E rispetto a queste scelte in Commissione si è entrati nel merito non solo dell'allegato, ma anche della parte normativa. E vengo subito al nocciolo della questione rispetto alla quale credo e spero riceveremo il contributo di molti colleghi in quest'Aula. Fra le cose che caratterizzano la parte normativa, la proposta che viene fatta dal progetto di legge è quello che i direttori generali siano uno strumento di applicazione delle decisioni programmatorie del Consiglio e della gestione della Giunta, con una valutazione annuale del loro lavoro, che è un aspetto fondamentale, perché attraverso il loro lavoro i cittadini giudicano l'operato di questo Consiglio, di questa Giunta e del Presidente della Regione che li nomina. In questo abbiamo previsto nel piano, sempre lo sottolineo, con una condivisione totale da parte dei colleghi, che a questa valutazione partecipi l'Assemblea dei Sindaci, la Giunta e la Commissione. Ma l'elemento che secondo me per la parte normativa che caratterizza di più questo piano è il fatto che noi riteniamo che la salute dei cittadini del Veneto sia una responsabilità condivisa da parte di questa Assemblea. E perché questo avvenga abbiamo previsto nel piano che il direttore generale della sanità e del sociale sia evidentemente e necessariamente una persona che goda della fiducia del Presidente della Giunta regionale, perché il Presidente della Giunta regionale è il soggetto istituzionale che nomina i direttori generali. E come sarebbe possibile, del resto, che non fosse di fiducia del Presidente della Giunta regionale? Allora va ricondotta a questa figura l'indicazione del direttore generale della sanità e del sociale. E nel piano abbiamo previsto che sia indicato dal Presidente della Giunta regionale e votato da questo Consiglio, perché noi riteniamo che la salute sia la prima responsabilità di questo governo e di questo Consiglio regionale. È una scelta importante, è una scelta che segna un confine e secondo me assegna a questa Assemblea una responsabilità molto grande sotto tutti i punti di vista. E io mi rendo conto che è diverso dalla Commissione al Consiglio vivere la responsabilità di essere espressione della minoranza. Credo sia difficile particolarmente in questo momento storico e politico, però io credo che questo piano debba rappresentare anche un'opportunità
per trovare una sintesi nella quale le garanzie che noi diamo affinché la sanità non sia uno strumento diverso da quello di dare la migliore risposta possibile ai cittadini nasce proprio da qua. Questo che cosa vuol dire? Non lo so, lo vedremo durante il dibattito, valuteremo quelle che sono le posizioni di tutti. Certamente non esiste un atteggiamento preconcetto, ma questo piano ribadisce che la gestione sta in capo al Presidente e alla Giunta e la programmazione ed il controllo è una responsabilità di questo Consiglio che svolge direttamente e per tramite della Commissione. In questo va letto l'altra parte normativa nella quale si dice che le schede di dotazione ospedaliera e le schede di dotazione territoriali saranno un'espressione della Giunta soggetta al parere vincolante di questo Consiglio che si esprime per tramite della Commissione. Perché è indubbio che decidere quali reparti ci saranno, quali servizi ci saranno a livello territoriale e a livello ospedaliero è in modo netto e chiaro programmazione, cosa ben diversa dalla gestione. E se da un lato la filiera della gestione avrà una responsabilità chiara e netta, perché il Presidente della Giunta regionale nomina i direttori generali, che a loro volta nominano i primari e i capi dipartimento, e il Presidente della Regione, pur rappresentando tutti, è espressione della maggioranza, che ha vinto peraltro le elezioni in modo democratico, è evidente che il cittadino saprà giudicare. Quindi non viene in nessun modo compromessa questa filiera di responsabilità. Ma ripeto, questo è un bene che appartiene a tutti noi, che appartiene a 5 milioni di veneti. Vedete, sono trascorsi 16 anni dall'ultimo piano e su questo piano gravano molte attenzioni, alcune sicuramente legittime, importanti, altre secondo me vedono in questo piano uno strumento che ha finalità diverse da quelle che ci siamo detti. Questo avviene sicuramente fuori da questo Consiglio, ma può avvenire anche in questo Consiglio. Lo vedremo anche durante il dibattito. Però, guardate, io sono certo di una cosa, vivendo anche con molta passione questa responsabilità. O noi siamo in grado di riorganizzare la sanità e il sociale, siamo in grado di dare risposte di un certo tipo, altrimenti noi saremmo costretti ad accettare e subire una posizione culturale che non appartiene al governo di questa regione o a questa assemblea, ma che ci viene a livello nazionale, nella quale, a mio giudizio, prevalgono dei tagli orizzontali per cui con grande facilità viene detto alle regioni: io ti do 500 milioni, di questa cifra stiamo parlando nei prossimi anni, 500 milioni di euro in meno e ti autorizzo a mettere l'addizionale IRPEF e a mettere i ticket sui ricoveri. Secondo me la risposta che noi dobbiamo dare è diversa. Noi dobbiamo dire: